Va ora in onda la rubrica Oggi parliamo di, a cura di Carmen Morandini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano Veneto Group. Oggi per la serie parleremo di influenza e per farlo ci avvaliamo del dottor Maurizio Cancian, medico di famiglia presso la medicina di gruppo al De Gironcoli. Buongiorno dottor Cancian. Buongiorno Carmen. Allora, abbiamo detto che oggi parliamo di influenza che ha colpito un sacco di gente. Come sta andando questa epidemia, dottore? Sì, allora per dire come sta andando l'epidemia di influenza quest'anno ci vengono in aiuto i dati di Influnet, che è una rete di medici sentinella, medici di famiglia e pediatri, che coordinati dalle diverse regioni ma poi dall'Istituto Superiore di Sanità segnalano ogni nuovo caso di influenza. E in questo modo abbiamo l'andamento dell'influenza settimana per settimana nelle diverse regioni italiane. Questi dati ci confermano che l'influenza di quest'anno sta colpendo molte più persone rispetto agli ultimi anni. Siamo nella settimana appena trascorsa intorno a un'incidenza di 14 nuovi casi di influenza ogni 1000 abitanti, questa come media nazionale. Per dare un confronto, lo scorso anno il picco si attestò intorno ai 12 casi, quest'anno siamo a 14, non abbiamo ancora raggiunto il picco. Quindi diciamo milioni di italiani hanno contratto questo virus quest'anno come gli altri anni, ma quest'anno un numero maggiore di persone è stato colpito. C'è una curiosità, e cioè alcune regioni, il Veneto, il Friuli e l'Alto Adige, risultano avere un'incidenza di nuovi casi di influenza più bassa, quasi la metà della media nazionale, e anche questo sarà un fenomeno che andrà studiato, probabilmente. Sarà la grappa, dottore, che noi beviamo? Può darsi, la grappa del prosecco, chi lo sa. I nonni dicevano così. Probabilmente c'è stata anche una situazione climatica diversa, il nord-est è stato meno colpito da ondate di gelo che sappiamo possono predisporre poi, abbassando le difese immunitarie, a contrarre questo virus. Forse c'è una maggiore diffusione della pratica della vaccinazione negli anni e quindi più persone sono protette e c'è meno circolazione virale. Questo per quanto riguarda, diciamo, il numero di persone colpite. L'intensità dei sintomi e quindi la necessità di ricorrere a terapie più importanti oppure la comparsa di complicazioni, polmoniti, ricoveri in ospedale, decessi, perché sappiamo che l'influenza porta con sé anche un certo numero di decessi, di morti ogni anno. La gravità, diciamo, quindi della malattia è sovrapponibile a quella degli ultimi anni, non è una sindrome quest'anno particolarmente virulenta. Perché appunto noi poveri ignoranti ascoltiamo i vari telegiornali, sembra che questo sia un virus tremendo. Come numero di persone colpite sì, perché siamo quasi al doppio rispetto allo scorso anno. Come intensità della malattia è sovrapponibile. E quindi abbiamo i soliti 4-5 giorni di febbre alta, la comparsa di sintomi locali come raffreddore, tosse, e accanto a questo sintomi generali come dolori articolari, mal di testa. Ecco, questi sono i sintomi che caratterizzano l'influenza di quest'anno, come la gran parte delle altre epidemie. Ovviamente si sta male, per cui non si può andare a scuola, non si può andare a lavorare, quindi, come dire, un po' di situazioni di crisi, i servizi sanitari sono sotto pressione, ci sono molte assenze a scuola, ci possono essere difficoltà nei servizi pubblici nelle settimane a maggiore incidenza, perché molte persone sono costrette ad assentarsi dal lavoro. E quindi abbiamo questo aspetto di impatto, diciamo, no? Rilevante quando milioni di persone si ammalano contemporaneamente. Accanto a questo c'è l'altro grande pericolo, è quello che riguarda le persone, come dire, più fragili in qualche modo, no? Più esposte al rischio di complicazioni, e quindi sono i bambini molto piccoli, le donne in gravidanza. Anche le donne in gravidanza? Sì, perché durante la gravidanza si abbassano un po' le difese immunitarie, questo per evitare, come potremmo dire, insomma,
il corpo della donna sta accogliendo un nuovo organismo e quindi potrebbe sviluppare, no, delle reazioni immunitarie, perché non è esattamente identico alla mamma, perché c'è anche il contributo del papà, e quindi le donne in gravidanza e poi soprattutto le persone che hanno malattie croniche, malattie cardiache, respiratorie, forme tumorali, soprattutto persone anziane. Ecco, in questi casi ovviamente accanto al problema molte persone stanno male contemporaneamente, c'è anche il rischio di avere poi delle complicazioni, soprattutto polmoniti. A volte è necessario ricorrere ai ricoveri in ospedale e sappiamo che c'è un certo numero di decessi purtroppo ogni anno. Quindi, se ho capito bene, sempre tra la popolazione anziana questo? Prevalentemente tra le persone che hanno delle malattie croniche, che sono soprattutto persone sopra i 65 anni di età. Infatti è lì che si concentra soprattutto diciamo, la proposta della vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario, proprio perché anche se da adulti è più difficile contrarre il virus dell'influenza, perché avendolo avuto alcune volte nella vita, anche se questo cambia cappotto ogni anno, però abbiamo degli anticorpi, però contrarre il virus in età adulta, in età anziana, in presenza di altre malattie può essere molto pericoloso. Anche perché di fatto non abbiamo una terapia specifica contro il virus, cioè gli antibiotici, che sono un'arma importante, però ci sono utili nelle infezioni batteriche, mentre nelle infezioni virali non sono indicati, non hanno nessun risultato. E quindi, tornando al discorso che diceva lei prima, il vaccino, però ho sentito che il vaccino a questo punto non serve più se uno domani decide di fare il vaccino, perché il picco ormai e ci vuole un periodo di tempo perché faccia... Giusto, è vero, servono una settimana, 10 giorni per cominciare a produrre gli anticorpi contro il virus. Però in realtà noi continuiamo a vaccinare, abbiamo indicazioni dal Dipartimento di Prevenzione di continuare ad offrire la vaccinazione fino ai primi giorni di febbraio. E questo perché in realtà, come abbiamo visto, di settimana in settimana i casi stanno ancora aumentando, quindi il vero picco non l'abbiamo raggiunto, però i casi, diciamo, pur avendo un numero ridotto di casi nella nostra regione, i casi più colpiti sono proprio gli adulti e gli anziani. Quindi evidentemente è un virus che riesce a superare barriere immunitarie costruite negli anni precedenti. E quindi noi continuiamo a raccomandare agli anziani che hanno più di 65 anni o le persone che hanno il diabete, hanno l'asma, la bronchite cronica, malattie cardiache, di vaccinarsi lo stesso, perché possono evitare di incorrere nel virus nelle prossime settimane, quando ci aspettiamo appunto il picco di fine gennaio, primi febbraio. Questa è una raccomandazione molto importante, perché è proprio la vaccinazione l'arma di prevenzione, non avendo poi cure specifiche, l'arma di prevenzione più efficace, più sicura. D'altra parte, se l'influenza ha 20 anni, come dire, si trascorre qualche giorno a letto e magari si salta qualche giorno di scuola, però non ci sono altri grandi problemi di solito. Come dicevo prima, in alcune categorie, bambini molto piccoli o anche bambini ammalati e soprattutto insomma, persone adulte e anziane che abbiano malattie croniche, lì non abbiamo una cura. Un'anziana come me che non ha malattie croniche è a rischio comunque grave o se... No. Allora, diciamo così, l'influenza, quello che stiamo vedendo in questi anni negli adulti in buona salute, porta una settimana in cui uno deve rinunciare alle proprie attività perché sta male, non è in grado di lavorare o di fare insomma, le attività che dovrebbe svolgere quotidianamente, e poi ci vogliono un paio di settimane, certe volte 3, per recuperare appieno le energie. Quindi, come dire, io mi vaccino ogni anno, anche se non sono un soggetto a rischio, perché stare 3 settimane o 4 settimane lontane dal lavoro creo delle difficoltà. Questo riguarda per esempio anche tutti coloro che sono impegnati nei pubblici servizi, gli infermieri, i medici, ma anche i vigili del fuoco, la polizia, gli autisti dei treni, cioè tutti coloro che se stanno lontani contemporaneamente, no, dal lavoro possono mettere in gravi difficoltà la comunità. E in generale diciamo che quando uno prende l'influenza da adulto, vediamo che l'anno dopo tende a vaccinarsi perché si sta male.
al di là di tutto, cioè non è il raffreddore, i 2 o 3 giorni di mal di gola o qualche linea di febbre. L'influenza vera è una settimana di febbre alta che lascia l'organismo debilitato e che ha bisogno poi di una convalescenza. E il vaccino è sicuro al 100%? Cioè se io mi vaccino sono sicura che non prenderò allora il l'influenza? 100% in medicina ahimè non esiste, sarebbe una bugia dire il 100%, però sappiamo che è molto raro che una persona che ha fatto correttamente la vaccinazione contragga l'influenza quell'anno, perché rimangono piccoli margini di possibilità che anche una persona che si vaccina. Tanto il vaccino viene costruito ogni anno su delle probabilità, cioè quando l'influenza comincia nell'altro emisfero, diciamo in Australia, si isolano i vaccini, i virus, e poi si cominciano a preparare i vaccini per quando arriverà. Poi naturalmente quando l'influenza arriva viene isolato il vaccino di nuovo il virus, e si verifica che il vaccino sia effettivamente protettivo. Quindi questa è una prima area che va verificata. Quest'anno il vaccino che abbiamo a disposizione è efficace contro il virus influenzale che ci sta facendo ammalare. L'altra cosa è che in alcune situazioni, in alcune persone non ci sia una risposta immunitaria sufficiente, ma direi sono casi veramente molto sporadici quelli in cui un vaccinato prende l'influenza. E il vaccino come si fa? Con una piccola iniezione sulla spalla. E poi da dolori, da Sì. sintomi particolari dopo? Allora, quello che noi abbiamo vaccinato quest'anno 2300 persone, dico noi insieme agli altri colleghi della medicina di gruppo del Gironcoli e ovviamente insieme alle infermiere che collaborano con noi. Oltre ai 2300 vaccini non abbiamo avuto segnalazioni di effetti collaterali importanti. Quello che alcune persone ci hanno segnalato è un po' di fastidio, un lieve dolore nel punto del vaccino per qualche ora dopo la vaccinazione, ma non abbiamo avuto segnalazioni di reazioni importanti. Quindi non è che magari ti dà qualche linea di febbre, qualcosa, qualche reazione in questo Può tipo? succedere, è descritta questa possibilità, non abbiamo registrato casi di questo tipo quest'anno. Bene, e non fa male, perché lo fanno anche i bimbi, Sì, perché ci sì, sono sì. i fifoni come me, per pensiero di fare un'iniezione. No, è una piccola Sono iniezione agofobica, con quindi. aghi molto sottili, molto spesso le persone non la percepiscono neppure, non c'è da aver paura da questo punto di vista. Oltre al vaccino, quali precauzioni ci consiglia per... Sì, diciamo che in generale è più facile ammalarsi quando siamo più stanchi. Quando siamo più stanchi le nostre difese immunitarie sono meno brillanti, quindi dormire le ore sufficienti, alimentarsi regolarmente è già una buona misura preventiva. Un'altra cosa importante è non eccedere con le bevande alcoliche, quindi andare a letto molto tardi, magari bevendo troppo e dormendo poco. Perché non eccedere con le bevande alcoliche? Perché anche questo debilita un po' l'organismo, sì. Altri elementi importanti sono evitare di stare molte ore al freddo, perché anche questo, lo sappiamo, insomma anche la cultura popolare Certo. sa che prendendo freddo I rimedi della è nonna. più facile ammalarsi, insomma, quindi perché anche in quel caso il freddo riduce l'efficienza delle nostre difese immunitarie. L'escursione termica, magari sei caldo dentro, poi vai Sì, fuori. quindi spogliarsi al sì. caldo, rivestirsi prima di uscire, e se si è fuori stare in movimento, perché fare delle passeggiate anche al freddo va bene, stare fermi al freddo qualche ora, ecco questo non è una buona idea. E le altre cose importanti è lavarsi le mani, perché il virus circola molto anche stringendo la mano, e quindi se c'è uno sternuto, un colpo di tosse in una persona che ancora non sa di avere l'influenza, poi stringendo la mano, toccandosi, è facile anche che il virus possa passare da una persona all'altra, e quindi lavarsi spesso le mani è un'altra misura di prevenzione. Che pochi magari usano questo. Sono abitudini che un po' abbiamo perso. Lavarsi le mani, una volta quando si facevano molti lavori manuali era più facile, no? Avere l'esigenza di lavarsi più spesso le mani, oggi magari lo facciamo meno, ma in realtà è sempre una misura di igiene, la prima misura di igiene più importante, in assoluto. Bene, direi che abbiamo... Ci sono ancora due cose, Sì? Carmen. Allora, siamo qua per questo. la vitamina C ci difende dai virus, e quindi abbiamo gli agrumi a disposizione d'inverno, quindi spremute, arance, agrumi in generale, assunti quotidianamente,
ci forniscono una difesa contro i virus respiratori, senz'altro. Anche questo è un elemento da ricordare. Certo, sì, la vitamina C. La seconda qual è? La seconda cosa è quando c'è una persona che si ammala di influenza in casa, se possibile ridurre un po' i contatti, ecco, senza creare delle situazioni di isolamento sociale, però che la stanza venga periodicamente arieggiata, che appunto ci si lavi le mani, magari si evitino contatti molto stretti. Questo può rendere meno facile, ecco, la diffusione del virus all'interno delle famiglie. Questa è una cosa buona che lei ha detto, perché io mi ricordo, da parte dei miei genitori, della mia nonna, guai se stavi male non arieggiare la stanza, è una cosa che io ho sempre far uscire la contrastato. persona ammalata, arieggiare, richiudere e dopo può rientrare, ma in questo modo si fa entrare un po' di aria pulita, Certo. con meno carica virale. E anche quando si è ammalati avere l'avvertenza magari di non stare vicino a bambini molto piccoli o appunto a donne in gravidanza, perché insomma, riduciamo il rischio di contagiarli in questo modo. Bene. C'è qualcos'altro di cui possiamo parlare? O abbiamo detto Forse un po' la tutto? cura? La terapia? Beh, la terapia sì, abbiamo detto, ma spieghiamola meglio, perché Sì. prima abbiamo accennato che l'antibiotico L'antibiotico magari... non è indicato, sì. Diciamo che la terapia dell'influenza è una terapia sintomatica, cioè una terapia con la quale cerchiamo di attenuare i sintomi più fastidiosi. Abbiamo detto che sono la tosse, il mal di testa, i dolori muscolari, la febbre alta. Questi disturbi possono trarre beneficio dall'uso del paracetamolo, diciamo la famosa tachipirina, insomma non facciamo pubblicità perché ormai conosciamo tutti questo farmaco, può essere assunto dai bambini, dalla gran parte delle persone senza problemi, non è necessario che venga assunta dopo aver mangiato e può essere assunta nella stragrande maggioranza dei casi anche in persone che devono assumere altri farmaci, quindi le possibilità di interazioni sono molto ridotte. Quindi il paracetamolo, a seconda poi del peso, si tratta di un bambino o di un adulto, 2-3 volte al giorno, in maniera da controllare un po' i sintomi. Se la tosse è insistente, fastidiosa, disturba il sonno, può essere usato un sedativo della tosse. Se il mal di gola è molto intenso e il bruciore nella tosse è molto intenso, si può associare un antinfiammatorio. L'aspirina è il più comune o altri di questa categoria. E quando ci dobbiamo preoccupare, se noi veniamo da lei medico di famiglia, lei ci dà la curetta, noi siamo a letto e tutto quanto, però magari vediamo che non passa, allora quando dobbiamo preoccuparci e dire forse è il caso che vada fino all'ospedale? Sì, ma diciamo, questa è una domanda importante. Allora, in persone sane che non hanno problemi di salute, i primi 3 giorni non è necessario consultare il medico, ma seguire queste semplici regole e se i sintomi si attenuano, mantenere alcuni giorni di riposo e poi il quadro si risolve, tenendo conto appunto di avere un po' di prudenza nella convalescenza. E se in terza giornata, quarta giornata la febbre persiste elevata e i sintomi non si attenuano, consultare il medico anche telefonicamente e valutare se è opportuno fare una visita o se si può avere il dubbio che si instaurino delle complicanze, cioè che oltre all'infezione virale stia maturando un'infezione batterica che in quel caso potrebbe giovarsi della terapia antibiotica. Naturalmente questo vale per persone che stanno bene, persone anziane in situazioni di fragilità, ammalate che stanno già prendendo altri farmaci, beh, insomma 1 o 2 giorni di febbre alta forse è già opportuno consultare il medico perché come dire, la situazione potrebbe richiedere una valutazione più precoce, ecco, rispetto alle altre persone. Ok. Sto cercando di pensare se c'è qualcos'altro che può interessare i nostri ascoltatori e che possa essere utile, però non mi viene altro se lei non mi guida verso Sì, qualcosa no, mi di pare che abbiamo affrontato un dato. po' le cose più importanti. Ecco, forse i messaggi sono un po' questi, non ci stanchiamo di ribadire l'importanza del vaccino nelle categorie più fragili, perché, ripeto, lì la situazione può diventare molto pericolosa e non abbiamo strumenti di cura, cioè l'infezione virale non abbiamo strumenti possiamo solo curare i sintomi, ecco, poi dobbiamo aspettare che passi. E un'altra cosa mi pare importante, visto che tante persone anziane
non navigano nell'oro, è gratuito, vero? Sì, Per quelli che hanno superato una certa età? Grazie di questa domanda. Sì, la vaccinazione è completamente gratuita, sia il vaccino che la somministrazione per le persone che hanno più di 65 anni, ma anche per tutti coloro che hanno una malattia cronica indipendentemente dall'età. Ok, mentre quelli che non entrano in queste categorie, quanto costa fare il vaccino? Beh, di solito costa intorno agli 8 euro il costo del vaccino, è comunque contenuto. Dimenticavo prima di dire, l'abbiamo detto in precedenza ma lo ricordo ancora, oltre agli ammalati di malattie croniche, anche tutti coloro, per esempio gli insegnanti, anche se stanno bene, hanno diritto alla vaccinazione gratuita, il personale delle forze di sicurezza, dei vigili del fuoco, gli operatori sanitari, ma anche persone che magari stanno accudendo un malato a casa. Quindi la persona che sta aiutando, sta facendo assistenza a un genitore, a un parente anziano ammalato, può richiedere la vaccinazione gratuitamente. Quindi diciamo la gamma di persone che possono accedere alla vaccinazione gratis è veramente molto ampia. E si va sempre dal proprio medico di famiglia? Sì, allora dal medico di famiglia, e le altre possibilità sono il distretto, quindi via Galvani a Conegliano e nelle altre sedi di distretto degli altri comuni, dove si può accedere senza appuntamento, oppure da medico di famiglia. Lì dipende dall'organizzazione, ci sono medici che dedicano una giornata alla vaccinazione, insomma, quindi poi le persone frequentando lo studio del medico sanno qual è la modalità organizzativa. Da noi, avendo la disponibilità e l'aiuto delle infermiere, si può accedere sia liberamente che prenotando e con un orario molto ampio nell'arco della giornata, proprio per facilitare l'accesso. Sì, ecco, anche perché questo è importante, l'orario ampio, l'accessibilità, che lavorano, certo. Come non vogliono perdere giornate di lavoro per l'influenza, non hanno il tempo di andare neanche dal medico, certo, e a vaccinarsi. Bene, io direi che abbiamo parlato ampiamente di questa noiosa influenza che sta colpendo, ma abbiamo capito che noi veneti e friulani siamo un po' più fortunati. Meno colpiti quest'anno, ecco, diciamo così, sì. Allora, io ringrazio il dottor Cancian per la partecipazione, ma spero che magari periodicamente possa venire a parlare di tutte le varie cose che succedono, magari più avanti, le allergie, le cose. Volentieri, volentieri. Allora, io saluto il dottor Cancian, saluto i nostri ascoltatori e da Carmen Morandin una buona giornata. Grazie a lei per l'opportunità di aver affrontato questo tema così attuale. Benissimo. Grazie. Avete visto ed ascoltato la rubrica Oggi parliamo di A cura di Carmen Morandin.